Dal cappello del mago. Amici, eccovi, siete arrivati, benvenuti e bentrovati in nostra compagnia in questo magico mondo. Sentite che aria, che atmosfera magica e incantata. Beh, allora mettetevi comodi perché inizia adesso una nuova puntata di Dal cappello del mago. E io sono il mago Ales, eccomi qua. Ciao! Beh, allora, oggi avremo una puntata ricchissima, avremo una puntata in cui non mi ricordo mai quello che andiamo a fare. Sapete, sono talmente preso a fare le magie che a volte mi sfugge qualcosa. Meno male che ho il mio assistente, il mio segretario, il saggio alieno, tutto verde, lui gira, naviga, viaggia. Non so, fa tantissime cose e lui si ricorda tutto. Vabbè, andiamo a salutarlo innanzitutto. Saggio alieno! Ciao saggio alieno! Oh, eccomi! Ciao a tutti! Ciao mago! Ed eccolo qua, è arrivato. Bene. Saggio alieno, allora tu che hai tutto segnato, che sei bravo e ordinato, cosa andiamo a fare esattamente quest'oggi nel nostro magico mondo? Mago, la puntata si intitola Cari amici perché tornano degli amici speciali di Dal cappello del mago e poi si aggiunge una rubrica dedicata alla cucina con uno chef un po' pazzerello e quindi mettetevi comodi. Ah, ecco, certo, adesso mi ricordo, ma sì, mi ricordo perfettamente, ho tutto pronto, ho tutto preparato. Ah, bene. Allora possiamo iniziare, ma prima vi voglio ricordare una cosa, mandateci i vostri saluti, dove ci guardate, come ci guardate, con chi ci guardate, mandateci i vostri disegni e anche le vostre magie, se siete capaci a fare delle magie, ok, ma anche far sparire un panino, se siete capaci mandateci il vostro video in orizzontale. Potete anche non farvi filmare il viso, l'importante è che magari ci raccontate la magia, così, perché io dico sempre, la magia è bella da fare da soli, ma è più bella se condivisa, è un po' come la vita, certo, è più bella se fatta insieme, con un cuore sereno, beato, insomma la magia e la vita sono fatte così, ok? Scriveteci, mandateci tutto a ciao@gmail.com e così condivideremo i vostri saluti, le vostre filastrocche preferite, le vostre barzellette preferite, guarderemo anche i disegni, come ci vedete, come ci immaginate o disegnate. Che bello! Beh, noi iniziamo, vi ricordiamo anche di seguirci sul canale YouTube Mago Alesgal, dove trovate tante avventure, tante curiosità e trovate soprattutto anche tutte le puntate e tutte le avventure di Dal cappello del mago. Iniziamo subito, dai! Quante storie da ascoltare, quanti giochi da imparare con il mago Alescal. Quanti trucchi lui sa fare, le risate a non finire con il mago Alescal. Quante storie da ascoltare, quanti giochi da imparare con il mago Alescal. Quanti trucchi lui sa fare, le risate a non finire con il mago Alescal. Amici, ciao! Ma questa è una puntata piena di sorprese, ciao! Ben arrivati, mi riconoscete? Sono l'Arturo, sì, sono l'assistente Arturo, Era da un po' che non ci si vedeva, Era proprio da un po'. Beh, ben arrivati, vedete siamo in un posto nuovo, ci sono tante sorprese, tante novità qui a Dal cappello del magro. Come? Del mago, ah, sì. Anche magro, perché non è che mangi molto, lui è preso a fare le magie, le storie, a estrarre le sue cose dal cappello, ma dal cappello mai una volta che estragga qualcosa da mangiare, mai una volta, non c'è proprio niente da fare. E qui, vedete, uno c'ha anche fame, certo, uno c'ha anche fame, perché qui ci sono pozioni, e vabbè, per bere si possono bere quelli, non si possono bere le pozioni? Quindi uno mangia quello che trova, e vedete, ho mangiato anche delle parole, qualche letterina l'ho mangiata,
dovete aiutarmi, ragazzi. Dovete aiutarmi a cercare devo restituirla al mago, devo restituire questa parola, solo che mi sono mangiata le lettere, e dovete aiutarmi a rimettere le paroline, anzi le letterine al loro posto. Amici, mi aiutate voi? Oh, e allora vediamo come si può fare. Forse possiamo chiedere aiuto, sapete a chi? Alla fatina Giulietta! Fatina, chiamiamola insieme. Fatina! Più forte! Fatina! Eccoci amici, siamo pronti allora per giocare. Che pasticcio che ha fatto Arturo! Beh, vabbè, dovremmo fare qualche magia, ragazzi, giusto? Siete pronti a fare qualche magia? E allora usiamo la parola magica. Abracacabra. No. Abracadabra. Abracalabria. No. Usiamo la parola del mago, che è wow. La conoscete già? Sì? No? Beh, prima dirla insieme. Wow. E vediamo. Qualche lettera è arrivata. Ora sembra un pochettino più facile. Avete capito qual è la parola? Non è ancora facilissimo, però è. Allora proviamo ancora a dire di nuovo la parola magica, così qualche lettera può spuntare. Vediamo, è 1, 2, 3. Wow. Vediamo. Guarda, qualche parolina. Ancora qualche letterina è arrivata. Allora proviamo a capire quale poteva essere la parola smangiucchiata da Arturo. Che pasticcione questo Arturo. Allora dai, vediamo. Avete capita voi? L'avete capita? Allora dai, contiamo fino a 3 e al 3 ripetiamo di nuovo forte la parola magica. 1, 2 e 3, forte. Wow. Pronti? Wow. Vediamo. Eccola. Si è ricomposta. Wow. Chi è che ha indovinato, ragazzi? Qualcuno di voi ha indovinato? Guarda, finalmente abbiamo una parola intera. Ma era questa. Bene, così il mago può stare tranquillo e può occuparsi delle sue storie, delle sue magie, e non rimprovererà Arturo, che è un affamato, uno smangiucchione e anche un golosone. Ecco, amici, io vado a fare altre magie qui e là, Ciao ragazzi, e alla prossima. Ciao! Amici, eccoci, ben arrivati del mio regno. Ciao, sono lo chef, c'ho il piacere, e sono uno chef stellato, sapete ragazzi? Come? Non lo sapevate? Sono uno chef stellato, ho ben 3 stelle Michelin, e nelle mie stelle, sapete, si mangiano, i miei amici si mangiano delle schifezze, delle squisitezze, sì, delle squisitezze, preferite questa, d'altronde, è come in tutti i programmi che si rispetti, non che ci sono degli appuntamenti di cucina, io mi occuperò proprio di insegnarvi delle ricette squisite nel mio regno. Vedete che bello? Del mio regno, che bello. Beh, oggi faremo le penne all'arrabbiata. Siete pronti a prendere nota? Mi raccomando, allora servono delle penne, ok? Prendete nota delle penne. Poi, non da scrivere, mi raccomando, ma certo, delle penne e un po' di pomodoro, ok? E poi io ci metto un trucco segreto, che al mago piace tantissimo. Ci grattugio fini, 3 o 4, 3 o 4 bacchette magiche, ce le grattugio dentro, e al mago piacciono perché lui ogni volta mi dice: ma come hai fatto? Ma cosa hai fatto? Ma è una cosa pazzesca, vuol dire che piacciono, lo dice proprio in maniera molto, molto sentita, e se li mangia, cioè, o meglio, se ne accorge una volta che le ho mangiate,
e si accorge soprattutto quando non trova più le 3 o 4 bacchette magiche. Ecco, beh cari amici, è stato un piacere e dallo chef Accia il piacere è qui nel mio regno. Io vi do l'appuntamento alla prossima puntata e un bacione a tutti, ciao, devo andare ragazzi, ho molto da fare, vedete? Ho molto da fare, ciao ciao ciao, oh, oh. I saluti. Ragazzi, eccoci, è giunto il momento dei saluti. Allora noi salutiamo tutti voi che ci avete ascoltato, un grande abbraccio, saluto il saggio alieno e grazie anche a lui per ricordarmi ogni volta quello che non mi ricordo, ecco, anche se poi ho tutto preparato, scusa, il mio segretario, il saggio alieno. Saluto anche il nostro Albero Burlone. Albero, ciao e grazie. Oh, ciao amici, ciao mago. Che forte, che gentile il nostro Albero Burlone, con lui saluto anche tutta la natura circostante, ecco, ovviamente grazie a lei che ci ha permesso questa puntata di Dal Cappello del Mago. Le avventure continuano, mi raccomando, rimanete con noi, se volete potete andare sul canale YouTube Mago Alesgar e scoprire tutte le puntate passate, che ce ne sono tante di Dal Cappello del Mago, e trovate anche nelle varie playlist anche tutte le nostre rubriche, Una magia col mago, Mrs. Magic, le magiche storie estratte dal mio cappello e anche la scuola di magia per diventare voi stessi dei maghetti, ecco, quindi mi raccomando, ecco. E poi importante, eccola qua, la nostra mail, ciao@gmail.com, mandateci i vostri disegni, i vostri pensieri, le vostre filastrocche preferite, le vostre barzellette e se siete capaci anche di fare una magia, fatevi filmare in orizzontale, ecco, mi raccomando, se non volete comparire e poi vi oscureremo noi il viso, tranquilli, e se però avete una bella magia che siete in grado di fare e realizzare, fatevi filmare e mandatecela, così potremo assaporarla, meravigliarci tutti quanti insieme, perché la magia è bella da fare da soli, ma è più bella se fatta in compagnia, è un po' come la vita, fatta in compagnia è ancora più bella e speciale. Bene, un grande abbraccio a tutti voi e alla prossima puntata. Ciao amici, ciao! Dal cappello del mago.